Grazie Avvocato, buonasera a tutti. Sarò brevissimo, vi risparmio le 54 slide che avevo preparato. Allora andiamo veloci. Beh, innanzitutto grazie all'Avvocato per questo invito che ci permette di continuare il confronto col territorio rispetto all'applicazione di questa legge. Saluto il Presidente Zaia e l'assessore Corazzari, il Presidente Zaia è il primo firmatario della legge. È stata una delle prime leggi che ha presentato con il suo insediamento alla 10ª legislatura. L'assessore Corazzani è l'assessore che ha seguito in giunta e in consiglio regionale tutto il percorso di questo anno e mezzo che ha portato all'approvazione della legge. È anche l'occasione, ringrazio nuovamente per questo invito, perché mi permette di ringraziare invece i 512 comuni del Veneto e quindi i relativi tecnici, i relativi amministratori comunali e i consulenti di cui si saranno dotati, che hanno inviato nei termini previsti per legge la scheda. Questo è la prima smentita a chi riteneva che questa legge fosse una legge non attuabile e nei tempi e nei modi non adatta a quella che è invece anche la responsabilità che la politica veneta ha dimostrato nel corso di questi 2 mesi. Quindi un grazie veramente di cuore, ci permette di avere un quadro conoscitivo estremamente aggiornato del Veneto, perché devo dire che avevamo una carta del suolo del 2012 e i dati dell'ISPRA, quelli annuali. Oggi attraverso queste 512 schede che sono arrivate e quelle che arriveranno nel corso dei prossimi giorni, avremo un quadro aggiornatissimo di quella che è la reale situazione del consumo del suolo all'interno del nostro Veneto, perché il rischio, come è successo negli ultimi anni, è che molte delle varianti IP che vengono fatte all'interno delle amministrazioni comunali non vengono poi comunicate alla Regione e di conseguenza la Regione, dopo aver copianificato con la provincia piuttosto che pianificato direttamente con i comuni, non ha più il reale controllo di quanto suolo viene consumato all'interno delle amministrazioni comunali e di quanto si è pianificato. Quindi un percorso che inizia, è una storia nuova, e vorrei però smentire alcune cose che ho sentito prima da parte in particolar modo dei 2 avvocati che naturalmente fanno la loro parte e una parte critica nei confronti della legge. Ecco, mi dispiacerebbe che passasse il messaggio che il legislatore regionale va lì a pettinare le bambole intanto che si fanno le leggi. Quando facciamo le leggi tenendo conto che il Veneto è complicato, che ha molti interessi di molte categorie, tra i quali anche quella degli avvocati. Gli accordi di programma e le convenzioni li fanno gli avvocati, non li fanno i geometri. Quindi attenzione, perché questo provvedimento, che ha tenuto insieme tanti bisogni, è frutto di un momento di mediazione che ha cercato di portare a casa una legge complicata, che aveva in alcuni casi altre tensioni, c'era chi voleva bloccare tutto dal primo giorno della sua approvazione, chi in maniera forse troppo adelante ma sicuramente con molta responsabilità ha portato a casa un provvedimento che oggi è legge della Regione, che non è stata impugnata dal Governo e che quindi ha piena legittimità ad essere adottata, usata, interpretata e naturalmente migliorata. Quindi queste occasioni sono sicuramente utilissime per cercare di migliorare il testo, che è frutto tra l'altro di un lavoro straordinario di Urban Meta, e sorridevo prima perché il più grande lavoro che ha fatto Urban Meta nella realizzazione del testo che hanno fatto è quello delle definizioni. Ci ha messo più tempo a fare le definizioni che tutto il resto della legge. Urban Meta è un'associazione di 11 altre associazioni che va da Legambiente a Confindustria, e loro sono riusciti a mediare tra di loro un testo per le definizioni che poi voi avete in qualche modo contestato. Quindi pensate, se lo facevamo noi direttamente come Consiglio regionale, cosa poteva venire fuori. Quindi per questo dico grazie a tutti, continuiamo a criticarla, continuiamo in positivo, perché mi piacerebbe che ci fosse la consapevolezza da parte di tutti che questa non è una legge emergenziale. Non è il piano casa che nasce nel 2008 perché le imprese dell'edilizia stavano chiudendo, perché i comuni non sapevano più come fare e quindi nasce una norma in un momento emergenziale. Questa è una legge che ha una visione,
cioè è una legge di tendenza che non ricorre in bisogni, ma che detta una nuova visione da qui al 2050 ai tecnici, ai futuri amministratori locali, ai progettisti, agli architetti. Ecco, molto probabilmente la prossima volta ci sarà bisogno di qualche urbanista in più, di qualche architetto in più, perché è lì che prende forza la legge. Ed è una legge che, se voi la leggete, credo che ormai sia abbastanza diffusa, soprattutto nella sua prima parte, quindi fino all'articolo 10, è il Veneto del futuro. Il Veneto che mette al centro delle proprie strategie il paesaggio e la qualità architettonica di un Veneto che negli ultimi anni non ha sicuramente avuto queste tra i primari interessi. Allora, se questa legge la vedete con questo spirito, capite poi che l'articolo 11 e 12, anzi 12 e 13, quelli che sono le norme transitorie, se quello di prima è il Veneto del futuro, quello che è il 12 e 13 è il Veneto del presente e del passato. Perché questa legge si inserisce in un contesto che non è una carta bianca della pianificazione del Veneto. Il Veneto ha un PTRC adottato, non so quanti piani d'area, i PTCP provinciali, i vecchi PRG, i PAT, i PATI, i PAT e i PI. Quindi noi non potevamo fare una legge che non tenesse conto di quella che è la realtà esistente nel Veneto, perché sarebbe stato dei irresponsabili. E all'interno di 574 comuni vi assicuro che ci sono e si sono presentate le più incredibili situazioni, del genere che alcuni comuni, pur di chiudere il bilancio, si fanno anticipare i soldi degli accordi di programma senza averli ancora chiusi, perché hanno il patto di stabilità che li strangola, e quindi fanno anche operazioni di questo genere. Quindi c'è di tutto e di più, e all'interno di questo di tutto e di più dovevamo cercare con serietà, secondo me, con dei tempi anche che fossero credibili, di dare il tempo a tutti quanti di fare quelle procedure che ci permetteranno da qui a fine anno di avere un quadro esaustivo di quella che è la situazione del Veneto e fare, spero, e questo è il compito naturalmente della struttura e dell'assessore Corazzari, non è compito di noi legislatori del Ferrofini, di fare un provvedimento che dia la sensazione di una reale inversione di tendenza per quanto riguarda il Veneto. E quindi quell'obiettivo di 2050 dell'azionamento può essere raggiunto con varie modalità. Quella più semplice, che è una riduzione del 3% all'anno, sono 33 anni dal 2017 al 2050, al 3% all'anno arriviamo nel 2050 a zero. Altre strade potrebbero essere quella di un'accelerazione iniziale, ma altre strade ancora, che io spero possano essere quelle che poi la Giunta adotterà, è di tener conto ad esempio di realtà diversificate nel Veneto. Il PTRC individua già 14 ambiti territoriali omogenei, quello potrebbe essere già una prima, si parlava di perimetrazione, una prima perimetrazione omogenea di territori che hanno magari esigenze diverse, perché quello che succede nel Garda non necessariamente è lo stesso che succede a Rovigo o quello che può succedere nel litorale del Veneto. Quindi la riduzione complessiva di quella che sarà la percentuale e il contenimento del consumo del suolo, che per quanto riguarda il Veneto deve essere visto su scala regionale, non su scala comunale o su scala provinciale, potrebbe trovare dei tavoli di compensazione a livello di territoriale, in maniera tale da dare la possibilità a quei territori che hanno ancora forza di espandersi, di interpretare quella volontà ancora e quella capacità di dare lavoro, di dare occupazione a discapito di altre aree che molto probabilmente, a fronte di una pianificazione esagerata frutto del precedente millennio, hanno milioni di metri cubi e sono solo più reali. Mi dicono che a Verona c'è un piano d'aria che riguarda un autodromo, che non so quanti milioni di metri cubi ci siano, che ormai sono fuori dalla realtà. E oggi avere metri cubi non è più un premio, oggi avere metri cubi sono pensieri. E quindi se voi iniziate a pensare che anche la nuova pianificazione deve tener conto delle reali, questo soprattutto per i sindaci, per gli amministratori locali, delle reali capacità di realizzare quello che viene promesso, non dei sogni, non è il biglietto della lotteria che ho in tasca e che trasferisco ai miei figli come il vecchio PRG. Ed è per questo che abbiamo voluto equiparare i vecchi PRG, cioè ancora l'8% del Veneto che è col vecchio PRG. Altri sono in fase di passaggio tra PAT e PRG. Ma all'interno di quei PRG
ci sono milioni di metri cubi che non verranno mai realizzati, che pagano IMU e che però i proprietari sono ancora convinti che prima o poi il mercato immobiliare ripartirà. Allora, se non facciamo un'analisi di quello che sarà anche il futuro del Veneto, che vede 500.000 case sfitte nel Veneto e un trend demografico in discesa, per chi dobbiamo ancora costruire? Perché dobbiamo andare ancora a consumare suolo? Dobbiamo cercare di, attraverso delle operazioni anche, come dire, di creare dei problemi, di creare un pensiero a chi progetta, a chi pianifica, perché è chiaro che la cosa più semplice è andare dall'agricoltore, che è vero che è il 5%, ma molto probabilmente avrà anche il 70-80% del suolo del Veneto, e andare dall'agricoltore e dirgli fammi lì la zona di lottizzazione che non serve andare a chiedere ai 7 proprietari a metterli assieme, vai da uno, ti dà i 5.000 metri cubi, i 5.000 metri quadri, fai la nuova area di lottizzazione. È la cosa più semplice da fare, più semplice da fare per il sindaco, più semplice da fare per il progettista, più semplice da fare per il tecnico locale. Iniziare un percorso invece di impossibilità di realizzare quello, e allora nel momento in cui è impossibile realizzare quello, l'unico modo è iniziare un percorso di pensiero all'interno delle città, attraverso la densificazione, perché è chiaro che se pensiamo di riportare o di non permettere l'allargamento della cintura urbana, bisogna iniziare a pensare alla densificazione, alla verticalità. Questo vuol dire sì, probabilmente cambiare anche dal punto di vista del paesaggio il Veneto, ma vuol dire forse tornare a portare all'interno dei centri storici anche le costruzioni che abbiamo perso completamente. I mall in America stanno andando in rovina e il trend probabilmente fra qualche anno arriverà anche qui da noi, quindi il commercio in prossimità, che ormai non si può all'interno dei centri storici, lo puoi rendere credibile e economicamente sostenibile se tu densifichi il centro storico. Se tu porti abitanti all'interno del centro storico, molto probabilmente qualcuno inizia a pensare che alcune funzioni possono riportarle, se no continueremo a creare cattedrali nel deserto e cose come abbiamo visto negli ultimi anni, che sicuramente sono state tra quelle che più hanno consumato suolo e che sono le più semplici da realizzare. Cosa faremo nel prossimo futuro? Perché ormai la legge c'è, è vero, è una legge che secondo me non ha al proprio interno, salvo il riuso, dei nuovi strumenti. Gli strumenti per l'applicazione di questa legge li avete già all'interno della 11, quindi in particolar modo penso sia alla riqualificazione urbana che alla rigenerazione urbana. Dimensionalmente sono interventi che si fanno con gli accordi di programma, articolo 6, articolo 7, articolo 32. Non credo che si possano fare attraverso un semplice PUA o interventi di questo genere. La complessità inevitabilmente porta a strumenti complessi anche dal punto di vista delle autorizzazioni. Quello che cercheremo di fare sono due cose: rivedere il PTRC e possibilmente approvarlo dentro la legislatura. Il piano territoriale regionale di coordinamento disegna il Veneto del futuro. Dentro lì la regione, che secondo me deve riportare al centro del proprio operato la pianificazione del proprio territorio, del proprio paesaggio, deve dire quali saranno le aree che si espanderanno, quali saranno le vocazioni di alcune aree e cercare di fare anche delle scelte forti da questo punto di vista se i territori le richiedono. E l'altra è, non lo chiamerei neanche, però lo chiamiamo per facilità, insomma, al 31 dicembre 2012 scade il piano casa e riteniamo che una rimodulazione del piano casa, 31 dicembre, scusate, l'ho detto, 2018, 31 dicembre 2018 scade il piano casa. Riteniamo che questa legge possa avere all'interno di una rimodulazione del piano casa il vero braccio operativo, perché dentro lì, in particolar modo lavorando seriamente nei crediti edilizi, si possa iniziare a far comprendere come la valorizzazione di crediti edilizi che nascono in particolar modo dalla demolizione e da liberare e naturalizzare il paesaggio, valorizzati e fatti atterrare all'interno dell'ambito urbano consolidato, possono diventare l'elemento di forza e di velocità dal punto di vista realizzativo che oggi il piano casa ha avuto. Questo piano casa che in alcune interpretazioni estensive
arriva all'80, 90, al 100%, ormai si vedono delle situazioni incredibili, molto probabilmente succede, mi pare di capire spesso così, quando si fa una legge, poi l'ultimo periodo di questa legge ci sono delle interpretazioni estensive della legge che portano anche a eccessi, come è successo da qualche parte in giro per il merito. Però questo piano casa, che ripeto, è emergenziale dal punto di vista delle imprese, con vocazioni anche interessanti per la rigenerazione, per l'efficientamento energetico, tutte quelle premialità secondo me dovranno essere notevolmente ridotte e dovrà essere premiato invece chi utilizzerà i crediti edilizi che ogni comune, che ogni provincia, vedremo su che base andremo a generare questi crediti edilizi, avrà capacità di reperire sul mercato. In questo modo avremo qualità architettonica, avremo efficientamento energetico e avremo pulitura del paesaggio di tante opere incomode come quelle che sono state fatte vedere nel corso di questo pomeriggio. Quindi con questi due obiettivi, con l'idea che se è vero che il paesaggio è uno dei grandi malati d'Italia, sono convinto che questa legge, con anche le future norme che andranno ad aiutarla, potrà iniziare una cura che vedrà il Veneto sicuramente più in salute per qualche anno. Grazie a tutti e buonasera.